Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa dei Retti. A tutti buon ascolto e buona visione. Al pianoforte Luciano Bianchini. Benvenuti amici. Tutti con noi, dai. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia per mi pazzia. Y arriba, ay, arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bamba, 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 bamba. Casa Peiretti, Luciano Bianchini al pianoforte. Ciao Luciano! Ma ieri ho presentato la puntata di stasera, c'era Lucianino la sua chitarra rossa. Spieghiamo anche perché non sei con la chitarra ma pianoforte. Perché Alessia Chelucci, innanzitutto benvenuta. Ciao, perché grazie. siamo in formazione un pochettino, chiamiamola ridotta, perché ci va tanto per montare la chitarra di Luciano. E questa sera è una puntata leggermente più stretta, ma non che duriamo meno. Finirà comunque alle 21, ma il terzo tempo sarà Amici a casa, dedicato a Le Petit Chanteur des Hautes-Alpes, giusto? Correggimi. Le Petit Chanteur des Vabbè, lo dico io, Hautes-Alpes, sì. Hautes-Alpes. Scrivi veramente male. Vabbè, posso dire. si capisce. Quindi andiamo a vedere due immagini, Paolo, di ciò che succederà il terzo tempo. Ecco, Grazie. sì. Le Petit Chanteur des Hautes-Alpes. L'ho detta bene, e poi se non l'ho detta bene, Luciano, pazienza, l'hanno capito. Sono dei ragazzi che arrivano dalla Francia. Oggi abbiamo registrato l'ultimo tempo di Casa Peiretti. Non sarà dal vivo, ma bensì registrato nel pomeriggio, e vi porteranno in un mondo fatto di soltanto la loro voce, note e voce, dei cori, delle terze, delle quinte, stupendi, straordinari. È ciò che succederà nel terzo tempo, ma non voglio andare oltre, perché diamo spazio alla musica nostra e alle vostre richieste che devono arrivare al 348 80 40 254, come è arrivata questa ieri. Dobbiamo fare una dedica da Paolo di Cuneo per il figlio Giorgio, che lavora all'estero, lavora a Dublino e ha richiesto I cielo d'Irlanda. Vai Alessia Chelucci. Volentieri. Vai Lucianino! Il cielo d'Irlanda
d'Irlanda si spulcia i capelli alla luna. Cielo d'Irlanda è un gregge che pascola in cielo, s'ubriaca di stelle di notte, il mattino è leggero. S'ubriaca di stelle, il mattino è leggero. Tutti! Dal Donegal alle isole Aran e da Dublino fino al Connemara, dovunque tu sia, viaggiando con Zingario, il cielo d'Irlanda si muove con te, il cielo d'Irlanda è dentro di te. Fiorella Mannoia, guarda che bella che è l'Irlanda! Io lì ci sono stato, Sì, ero lì proprio. Ecco quella casa là vicino a quella l'altra, vedi? Quella bianca vicino a quella bianca. Il cielo d'Irlanda è un enorme cappello di pioggia. Il cielo d'Irlanda è un bambino che dorme sulla spiaggia. Il cielo d'Irlanda a volte fa il mondo in bianco e nero e dopo un minuto i colori li fa brillare più del vero. E dopo un minuto li fa brillare più del vero. Senti il pianoforte del Bianchini come viaggia. Il cielo d'Irlanda è una donna che cambia spesso d'umore. Il cielo d'Irlanda è una gonna che gira nel sole. Il cielo d'Irlanda è Dio che suona la fisarmonica. Si apre e si chiude col ritmo della musica. Si apre e si chiude col ritmo della musica. Da Donegal alle isole Aran e da Dublino fino al Connemara, dovunque tu sia, ballando con Zingario, il cielo d'Irlanda si muove con te, il cielo d'Irlanda è dentro di te. E il prossimo ritornello lo cantiamo tutti insieme, Tutti, Dovunque tu sia, bevendo con Zingario, il cielo d'Irlanda è dentro di te. Di me, Il cielo d'Irlanda è dentro di te. di me, Il cielo d'Irlanda si muove con te. con me. Il cielo d'Irlanda è dentro di te. Al pianoforte Luciano Bianchini, la voce di Alessia Cherucci. Dun dun dun. Devo dire che questa canzone mi mette sempre allegria. non Sì, so. ha un bel ritmo, è fresca, Sì. estiva. 348 80 40 254 è il numero per le vostre richieste musicali, per i vostri saluti, per le vostre fotografie, se volete salutare il Bianchini o la Juanita nazionale. Io mi sento pizzicato in mezzo loro due, e visto che insomma il nasino ce l'ho, qui dietro, voi non lo sapete, ma io ho il gatto e la volpe. Ma non lo diciamo a nessuno, Il gatto sta a suonare piano, la volpe si sta a toccare i capelli. Cantate con noi, dai. Dove vai? Se ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto e lei la volpe, sono in società. Di noi ti puoi fidare. Ma quando mai? Assolutamente no. Puoi parlarci dei tuoi problemi, Dei tuoi guai i migliori in questo campo siamo noi. è una ditta specializzata. Fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai. Noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo 4 monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità.
Parade. Ci vediamo, detto, però. Voglio scalare tutte le classifiche grazie al gatto alla volta, Certo. Vivo da Hit Parade. Vai Luciano. 348 80 40 254, fatemi sentire. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se non vuoi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere 2 consulenti, 2 Impresari che si fanno in 4 per te. per me. Quanta fretta, ma dove corri, dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi. Sì, vabbè. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società. Di noi ti puoi fidare. Sicuri? Sì, di noi ti puoi fidare. Di lui magari? Di noi ti puoi fidare. Ma ti fidi di noi? Certo, è una vita che mi fido di voi, è una vita, piuttosto che voi vi fidate di me. Certo. Bravi. Ragazzi, 348 80 40 254 il numero per i vostri messaggi. Luciano, Sì. voglio andare ancora a cantare un brano. Un brano che ha richiesto il nostro amico Cataldo, quindi io direi, visto che è anche un po' una sfida, di cantare questa in diretta nel vento. Non è mai successo che di solito o la suono io malissimo o me la suona Fiore, invece fai tu questa sera, ok? Ok. Perché so che non mi deluderai. Dedicata a Cataldo. Vivo, mi piace la notte, ci vivo, con le mie sigarette e il piatto che gira, e dietro ai vetri la città. Strano, il microfono è come un bambino. Gli parlo e non so se dorme o mi ascolta. La luce è sciolta nel caffè e ogni notte così. Questa radio è il mio mondo, coi dischi, giornali e gli scontrini del bar. Senti il telefono ancora e la solita signora o no, ed invece sei tu, ma senti che sorpresa, 2 giorni e 2 notti per dimenticarti, metto un disco per te, poi vattene a dormire, no scusa aspetta dimmi dove sei. Bravo, Lucianino, Lucianino! Bravo, devo dire che sia pianoforte che la chitarra, è un mostro. Se vuoi suono È un io. mostro di bravura. No, cosa? Se vuoi sono io, non è un problema. Davvero? Cioè, la facciamo secondo te? Secondo si può dire com'era quella pubblicità di quella pasta, no? È perché è la prima canzone che più o meno iniziano tutti i pianisti a fare, no? Com'è? Com'era già? Vabbè, ma chi se ne frega, dai. Allora Paolo, a parte queste cose qui un po' strane, ricordiamo i nostri amici a casa che siamo in diretta e possono mandare i loro messaggi al 348 80 40 254. Questa è una puntata leggermente più corta, 2 tempi dal vivo e l'ultimo registrato con dei ragazzi fantastici su questo palco, tantissimi, delle voci pazzesche. Adesso noi ci fermiamo soltanto 3 minuti, poi il secondo tempo con ancora una vostra richiesta, tutti i messaggi che ci state mandando, una canzone
e poi ci salutiamo, ma ci diamo appuntamento per la prossima settimana. Pubblicità. Sì. Bentornati amici a casa, bentornati in Casa Peretti per questo secondo tempo. Ricordiamo il numero, il 348 80 40 254, è il numero che ci lega a voi e ci lega in tanti modi. Tante richieste sono arrivate e questa siamo contenti di poterla fare, perché forse riusciamo a regalare un sorriso laddove un sorriso non c'è più. È una richiesta fatta da Claudio per un amico che l'ha lasciato in un modo troppo veloce. Alice di Francesco De Gregori, alla voce Luciano Bianchini. Alice guarda i gatti guardano il sole, mentre il mondo sta girando senza fretta. Irene al quarto piano lì tranquilla, che si guarda nello specchio e accende un'altra sigaretta. E Lili Marlene, bella più che mai, sorride e non ti dice la sua età, ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, grido lo sposo e poi tutti pensarono dietro i cappelli, lo sposo è impazzito oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, non è così che se ne andrà. Alice guarda i gatti muoiono nel sole, mentre il sole a poco si avvicina. E Cesare perduto nella pioggia sta aspettando da 6 ore il suo amore ballerina. E rimane lì a bagnarsi ancora, e il tram di mezzanotte se ne va, ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, e i pazzi siete voi, tutti pensarono dietro i cappelli, lo sposo è impazzito oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, non è così che se ne andrà. Alice guarda i gatti e i gatti girano nel sole, mentre il sole fa l'amore con la luna. Il mendicante arabo ha qualcosa nel cappello, ma è convinto che sia un portafortuna. Non ti chiede mai pane o carità, è un posto per dormire non ce l'ha, ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, grido lo sposo e poi tutti pensarono dietro i cappelli, lo sposo è impazzito oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, non è così che se ne andrà. Dedicatissima Paolo, andiamo a leggere tutti i loro messaggi che ci hanno mandato. Forza, eccoli qua che siamo di corsa stasera, siamo di corsa, tante cose da fare, ma tante cose tutte belle. Eccole qua. Enrico, pronto per la diretta karaoke di stasera? Chiedo ad Alessia una canzone da preparare. È tutto un attimo di Anna Oxa, lo dice Cataldo da Torino. Molto bella, molto bella. Molto bella, molto difficile. Ma sono convinto che ci riuscirai, ci riusciremo. Vediamo, dai. In Casa Peretti ci si lascia cullare, anziché dalle onde, bensì sulle note, ascoltando sempre bellissime canzoni, una
mazzata di baci, Dani. Ciao Dani, Dani. grazie. Dicono Dedico. niente, non riesco a leggere stasera, ragazzi. Dedico il mio pensiero a Casa Peretti per l'ora piacevole che trascorro, ascoltando le canzoni che cantate. Bravissimi come sempre. I sogni di ognuno di noi chiusi nel cuore, spiragli rosa del futuro. Viviamo la speranza nascosta nell'anima. Beh, mamma mia, grande Tony! Grazie. Ciao Tony, ciao. Ciao Tony! Piccolo Tony! Ciao Enrico e Luciano, sempre in forma, ma Alessia questa sera è stupenda! Un in bocca al lupo a Valentina stasera, per stasera un abbraccio Carla da Luserna! Ciao, grazie Carla. Grazie, un abbraccio a te. Valentina starà a Bibbiana questa sera nella Notte Bianca. Irlanda stupenda e bravissima. Alessia, lo dice Enrica. Grazie Enrica, grazie di cuore. Viva Enrica! Sai Peiretti, sto immaginandoti rasato col pizzetto, biondo. Non staresti male, tanto avresti un mese per ritornare come sei. Ieri non avevo voglia di scrivere, fai bene. Ciao Milena, grazie. No, vabbè, rasato col pizzetto biondo, mia mamma non mi fa più entrare in casa. E farebbe Sempre un trio vincente, Enrico, Luciano, Alessia, siete forti, buonasera a voi e a tutti i telespettatori, lo dice il nostro ormai Amedeo. parte di famiglia di Casa Peiretti, Amedeo, grazie. Ciao Medeo. Ciao. Cielo d'Irlanda è sicuramente bello, ma il nostro cielo d'Italia è meraviglioso. Rispettiamo i nostri paesi, le nostre genti, le tradizioni che tutto il mondo ci invidia. Hai perfettamente ragione, non so chi tu sia, ma io la vedo esattamente come te. Inutile andare a cercare l'America quando l'America ce l'abbiamo in Italia. Buon inizio, amici, un abbraccio da Alfonsina e Germano, grazie. Ciao, grazie. Spero di arrivare a Bibbiana. A dopo, voi bravi tutti. Luciano è splendida. Alessia, tu biondo. No, non c'è più biondo. Abbiamo perso la scommessa ieri, abbiamo scommesso, abbiamo perso, si vincono e si perdono. Ma non è che mi è dispiaciuto così tanto A di me sì. perderle. Ciao Enrico Peretti, Casa Peretti, ciao Alessia Chelucci, ciao Luciano Bianchini, buona serata, buona trasmissione, buon weekend a tutti da Antonio, Primicelli di Rivalta e Torino. Ciao Antonio, Ciao, salutiamo Antonio. tutti quelli che ci stanno ascoltando da Rivalta. Ciao. Sempre più bravi, baci a Luciano ed Alessia, a Giulia. Ciao, Grazie Giulia, Giulia. ciao. Dopo parecchio tempo risento Luciano Bianchini al piano. Che dire? Ho un pezzo da farti studiare. Max Vasco! Lo farò. Studiare, lui lo legge. Che bella musica stasera. Grazie Elena. Ci fa Ciao, piacere. Noi cerchiamo ogni sera di dare un prodotto diverso, ma comunque emozionale. Ciao Casa Peretti, potete fare Cosa succede in città di Vasco per il mio Gianni? Michela Torino, la mettiamo in programma la prossima settimana. Grazie Michela. Ciao Bianchini, sei sempre il migliore. Alessia, tu sei la reginetta delle belle canzoni che canti. Enrico, amico mio, stasera tiri la carretta, ma sei sempre il migliore. E ti guardo tutte le sere. Ciao amicone, ciao Villa d'Ossola, grazie. Ciao, Maurizio. Tiro la carretta. Ragazzi, anche stasera siamo lieti di ascoltare la vostra magica musica, ma la voce di Alessia ci incanta. Wow, il nostro Bianchini alla tastiera. Enrico, stasera sei figo, detto da Betta. Meno male, grazie Betta, ciao Tino. Grazie, Viva. ragazzi. So figo stasera sì. Sempre pieno di novità, non vedo l'ora di sentire questi ragazzi. Pippo, sono straordinari, non ve li perdete, per niente al mondo. Ciao ragazzi, è sempre un piacere vedervi e ascoltarvi. Luciano, sei proprio in grande. Ovviamente i bravi anche Enrico ed Alessia. Un abbraccio, lo dice la nostra Flaminia, ciao! Flaminia, ciao. Ciao grandi, un saluto di vero cuore da parte mia, Gianni e la Michela. Ormai ciao, grazie. Gianni e Michela sono affezionati a Casa Peretti, bravi, bravissimi. Quanto manca regia? Quanto manca alla fine del secondo blocco? 1 minuto, quindi non merita più andare a cantare una canzone, dovrei stopparla troppo presto. Io voglio ringraziare Alessia Chelucci che è di qua e Luciano Bianchini che è di là e che sono abituato a averlo qua. Bianchini, mi manca qua. Bianchini, dove sei? Sposta il piano. Ringraziamo Paolo in regia, vi diamo appuntamento alla prossima settimana per un'altra settimana di Casa Peretti, ma non finisce qui, ci sarà un terzo tempo bellissimo. Vi do la mia parola di Enrico Peiretti, sembra quella pubblicità delle case, ma parola di Enrico Peiretti. Grazie a tutti, pubblicità, e se volete rivedere questa puntata 23:30 come sempre. Grazie Paolo. Ciao. Ciao, ciao. Un dolce canto, gentile Teresa, un dolce canto.
Sicilia. I cieli immensi narrano dei grandi Dio la gloria, dei grandi Dio la gloria. I cieli immensi narrano dei grandi Dio la gloria. I cieli immensi narrano dei grandi Dio la gloria, dei grandi Dio la gloria. I cieli immensi narrano dei grandi Dio la gloria. Il firmamento fulgido all'universo annunzia, all'universo annunzia. Il firmamento fulgido, il firmamento all'universo annunzia. Il firmamento fulgido, quanto siano mirabili nella sua destra l'opere. All'universo, il firmamento fulgido all'universo annunzia, quanto siano mirabili nella sua destra l'opere. E grandi cieli immensi, il firmamento all'universo annunzia nella sua destra. All'universo, il firmamento fulgido all'universo annunzia, quanto siano mirabili nella sua destra l'opere. Lobe den Herrn. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Meine geliebte Seele, das ist mein Begehren. Komme zu auf, Psalter und Harfe, wart auf. Lasset den Lobgesang hören. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Meine geliebte Seele, das ist mein Begehren. Komme zu auf, nicht dieses verspürt. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Meine geliebte Seele, das ist mein Begehren.
Metri The Gap, complimenti ragazzi, ma che bello, ma sono bravissimi! Grazie. Vi presento il direttore del coro, il direttore Tobias Derrière. Vieni qua vicino a me, Tobias. Innanzitutto, grazie per essere qui in Casa Feiretti e per portare questa vostra voce, questa vostra musica su Rete 7. Grazie davvero. Ma raccontami qualcosa di voi. Dove siete nati? Perché siete nati? Cosa portate in giro? Siamo un coro francese di giovani di Gap delle Alpi francesi. Sì? E, facciamo un giro in Italia per andare a Firenze per un congresso internazionale di più puri cantores. Giovani cantori del mondo intero. Del mondo. Del E quindi mondo. andate fino a Firenze. A Firenze. E cos'è che ci fate a Luserna San Giovanni? Conosco Livio Bruera Che salutiamo. Ciao Livio, grazie. che mi ha invitato per fare un concerto stasera alle 21. Alle 21, quindi tra pochissimi minuti voi vi esibite nella chiesa di Luserna Alta. E, insomma, però vogliamo presentare il più piccolo chi è? Il piccolo Il più è piccolo. Emma. Emma, quanti anni ha Emma? Ha 11 anni. 11 anni Emma. Ti piace cantare? T'aimes chanter? Sì, ha detto sì. Invece, a parte il pianista che sì, Sì. quello lì un po' meno giovane, chi è? Qual è? I più anziani sono Matteo. Anziani, devo dire E una parola. Raffaele. Matteo e Raffaele, bene. Fa 5 anni che cantano con noi. 5 anni con il coro. Oh, ma che bello. Poi sono tutti sorridenti, però, ascolta, io vedo anche un'altra persona sì. là che vorrei che venisse qua. Sì. Vieni. Così, prego, attenzione, solo qua tutti i cavi, tutto ciò che abbiamo. Lei è? Aurelia è la vicepresidente Tengo io. vicepresidente del coro La vicepresidente. e l'organizzatrice principale di tutti gli eventi che Aurelia, da dove è nata questa idea di fare questo coro? Non parla francese. Bene, non parla francese, ma se non parla... italiano. se non parla francese neanche io, quindi da dove è nata l'idea? Allora ti lascio la parola a te. 5 anni fa abbiamo avuto l'idea con il prete della parrocchia di Gap, dove sono, per fondare questo coro. Oh, che bello. Ma vedo ancora un altro personaggio che vi accompagna. Vieni qua, vieni proprio qua vicino a me. Tu parli un pochettino italiano? Ah, no. No, beh, No. mi va bene oggi, sono fortunato. Invece... Si chiama Don Fenitra e il cappellano per 5 giorni. E prete, l'ordinazione fa 10 giorni? 12? 12 giorni? 12 giorni che è prete. Wow! E come si dice in questi casi, buona fortuna si dice anche, cioè, Sì, si sì. dice buona Grazie. fortuna per la tua, Sì. per la tua missione. Non è un lavoro ma è una missione. Missione di vocazione. È vocazione. Allora io direi vocazione. E direi diamo ancora spazio alla musica, ci presentate altri 3 brani, abbiamo sentito 3 brani, altri 3 brani e diamo appuntamento subito dopo Casa Feiretti nella chiesa di Luserna Alta, ok? Noi andiamo a sentirla di là perché sono veramente bravi, veramente bravi.
Jubilate Deo. Jubilate Deo, 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 Deo. Jubilate Deo, omnis terra. Servite Domino in letizia. Esultazione, In esultazione, in esultazione. jubilate Deo, jubilate Deo, jubilate Deo, jubilate Deo, jubilate Deo,
in generazione, in generazione, in generazione, in generazione. Veritas Jubilate Deo, 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 Deo, jubilate Deo. Jubilate Deo, omnis terra. Metri the Gap, siete una meraviglia. Bravi e ancora bravi, però prima di chiudere vogliamo conoscerli. Dai, allora io passo vicino a voi, mi dite come vi chiamate. Non è difficile, partiamo di là. Vai. Comment tu t'appelles? Ok. In italiano. Michele. Michele. Matteo. Matteo. Juliette, Eloïsa, Mathilde, Antonio, Emma, Pauline, Mathilde, Livia, Raphaël, E Paolo. Amélie, Anna. Amici di Casa Peretti, vorrei adesso proprio dalle vostre case un enorme applauso per questi ragazzi. Ci avete regalato una parte di Casa Peretti che difficilmente, anzi non dimenticherò mai. Grazie davvero. Fatevi un applauso, fatevelo. Fatevi un applauso perché siete stati bravissimi. E invito tutta la popolazione di Luserna, di Torre Pelli che ci stanno guardando a alzatevi da quel divano, arrivate in chiesa a Luserna Alta perché sono sicuro che proverete le stesse emozioni che ho provato lì io adesso a sentire loro, cioè mi avete regalato un'emozione. Grazie di cuore. Direttore Tobias Derrier. L'ho detto giusto? Tobias Derrier. Dreher, come la birra? Dreher. Ah, Tobias Dreher. Sì. E ditemelo prima, che di birra io me ne intendo. Non è- Grazie per essere stati qua. Grazie davvero. Se volete rivedere questa puntata alle ore 23:30, ci aspetta un'altra grande settimana a partire da lunedì in Casa Peretti. E ditelo in giro, cos'è Casa Peretti? Perché è anche questo. Grazie a ognuno di voi. Grazie a Paolo in regia. Grazie ancora. Grazie.